Giorgia Meloni arriva in Veneto, la premier è attesa a Padova dove interverrà l'Assemblea Nazionale della UIL in fiera. Nello stesso giorno, a qualche chilometro di distanza, sempre nella nostra regione, ci sarà anche Roberto Vannacci. Il generale, dopo la tappa vicentina, torna in Veneto per quella che a tutti gli effetti è una campagna acquisti alla ricerca di consensi, sia tra ex leghisti che tra ex meloniani. Prima a Rovigo per l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale, poi a Spresiano nel Trevigiano per una cena con imprenditori locali. Il sindaco Marco Della Pietra del comune della Marca ha da poco lasciato Fratelli d'Italia e l'incontro con Vannacci apre ipotesi di nuove adesioni. La premier invece a Padova parlerà davanti a 4.000 delegati UIL. La sua presenza in Veneto però lascia presagire ad un intervento rivolto anche agli alleati in vista delle prossime amministrative, dove l'incognita Vannacci potrebbe minare l'unità del centrodestra in sfide come quella per la città di Padova, dove il possibile candidato Roberto Marcato della Lega non ha mai nascosto la sua opinione sul generale del mondo al contrario, vedendolo come fumo negli occhi fin dalla sua nomina a vice di Salvini, durata quanto una love story estiva.